Buon pomeriggio dallo stadio Quaggio di Mogliano, stesso turno del campionato d'eccellenza tra Rugby Mogliano e FMCZ Rugby Rovigo Delta. I bersaglieri per consolidare il proprio ruolo playoff Mogliano per riscattarsi da un inizio di stagione veramente deficitario. Non era quello a cui ti riferivi tu, quindi Brugnara che va a giocare il pallone in avanti di Biffi, quindi non dando la possibilità di giocare il vantaggio a Mogliano. Attenzione Mogliano che avanza col proprio pack, lo vale in mano a Davide Giazzon, che adesso cede probabilmente a Baldino. Vediamo, parte Mogliano e lo stesso Baldino, la meta di Mogliano che sfrutta conversione per gli extra point, il francese ex Colorno. Mantelli che ripropone per Bariona, sostegno stretto di Biffi, in realtà va lui dritto per dritto, arriva al numero 9, cambia il senso, un po' di titubanza, Mantelli per Cadorini, ancora schierato al largo. C'è De Marchi nei 5 metri che si era proposto, ma poi va a pulire Matteo Ferro. Ottimo float per Brugnara, sembrava l'avesse persa, poi in realtà riesce a mantenere il pilone sinistro all'ovale. Mantelli, Jordan Davis, interno per Cioffi, ma fa buona guardia alla difesa rossoblu, mentre comunque era un po' prevedibile. C'è un vantaggio intanto per i bersaglieri. Mantelli, Denis Mesarovic, il sostegno di Biffi, eccola qua, la meta di Jack Biffi. Rovigo giocava sotto vantaggio. Leo Mantelli per gli extra point, non semplice, sembra buona la direzione, vediamo le bandierine, cosa dicono? Altri 2 punti, Rovigo in vantaggio al Quaggia. Ancora con gli avanti, Connolly, la meta del Mogliano, in campo per Mogliano, vediamo Morna, stavolta è buona, bandierine su. Un po' più abile a perdere un po' di campo e a gestire un po' la sua corsa nei confronti di Biffi e poi riuscire a bloccarlo. Davis, finta Davis, buco di Jordan Davis, attenzione se ne va l'inglese, meta, toccato di Jordan Davis, seconda meta di giornata per Rovigo, ottima percentuale, Rovigo avanti di 2, bene Mantelli fa il suo. Ma qui con questo calcio piazzato in mezzo ai pali, facile, semplice, in realtà è Mogliano con un calcio piazzato sul passato Rovigo, però qui c'è il pack rosso-blu che inizia ad avanzare, pallone tra i piedi di Matteo Ferro, vediamo l'arbitro trentino cosa decide, meta tecnica Rovigo, questo elemento come prioritario della propria strategia. Ancora Rovigo in avanzamento col pack, ottima la spinta, sta avanzando ancora. C'è un vantaggio, Matteo Ferro parte, quarta meta in Rovigo. Eccola lì, proprio quello che abbia potuto togliersi questa soddisfazione nella sua prima meta stagionale. Non mancano i 2 extra point, mettono giù. È buono questo possesso, Mogliano sì. Si sta facendo vedere, insomma. Manni riesce, Facchini riesce a imbeccare Gubana per la segnatura. Le squadre fanalino di coda, merita di prenderlo. Badini su. Finisce il match qui al Quaggia, Rovigo vince 28-22, 5 punti Rovigo.